Tancamán. Il sito di Tancamán a Nuoro è un insediamento risalente all'epoca del bronzo, circa 3600 anni fa, e tra le varie peculiarità ha quella di trovarsi all'interno del centro abitato. L'insediamento ci restituisce importanti informazioni sull'evoluzione nel tempo dell'architettura nuragica, sia per quanto riguarda il nuraghe, sia per quanto riguarda il villaggio adiacente. A una prima fase in cui viene edificato un proto-nuraghe ne segue una seconda, in cui sul primo edificio viene costruita la torre tronco-conica, con copertura a tholos. All'interno di quest'ultima è presente una camera, che presenta 2 nicchie contrapposte, una delle quali ricavata nel banco di roccia. L'edificio è stato realizzato su uno sperone di roccia affiorante che ne costituisce il basamento e parte delle pareti, mentre le mura sono realizzate con blocchi di granito appena sbozzati. Il villaggio attorno alla torre è molto esteso, con capanne a pianta rettangolare che rimandano ad un modello abitativo tipico della prima fase nuragica.